Ripartono i cantieri in Sicilia, ad affermarlo è l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone. Per Falcone il governo è impegnato a superare l'emergenza del coronavirus, ora lo vuole fare anche per le opere pubbliche siciliane. L'infrastrutturazione del territorio è sinonimo di crescita e di sviluppo nello stesso contesto territoriale. Stiamo predisponendo atti per fare ripartire i cantieri nei vari settori, strade, porti, tra questi anche quello di Sciacca e nell'edilizia popolare, riprendendo l'attività nei cantieri di Ribera. Il governo Musumeci da qualche giorno è impegnato al superamento dell'emergenza coronavirus. Lo vuole fare anche nel settore dei lavori pubblici, perché riteniamo che la infrastrutturazione di un territorio sia elemento essenziale di crescita e di sviluppo dello stesso contesto territoriale. Ecco perché stiamo predisponendo atti e organizzazioni per far ripartire tutti i nostri cantieri. Inizieremo lunedì dalla frana di Lettoiani sulla Catania-Messina, ma continueremo nel settore della portualità, da Castellammare del Golfo, da Sant'Agata di Militello o l'avvio dei lavori al porto di Sciacca. Continueremo nel settore dell'edilizia popolare, facendo riprendere le attività a Ribera in provincia di Agrigento, continuando a Giarra in provincia di Catania. Nel settore ferroviario riprenderanno i cantieri della fermata di Fontanarossa a Catania, della stazione di Capaci in provincia di Palermo o nel Trapanese, la tratta ferroviaria che collega Castelvetrano a Trapani. Nel settore stradale e autostradale sono diversi i cantieri che abbiamo concordato con ANAS di far ripartire, ma faremo ripartire col CAS anche la più importante opera autostradale che è la Siracusa-Gela. Lo abbiamo deciso ieri sera in una videoconferenza con i vertici del CAS, così come con i vertici aziendali. Questo diventa necessario perché dobbiamo coniugare la sicurezza dei nostri lavoratori alla ripresa delle attività delle nostre aziende, siciliane e non.